terzo giorno della nuova linea 80 di Arriva Veneto e già si segnala la prima avaria. Questa mattina la corsa delle 5 in direzione Venezia si è dovuta fermare all'altezza di Santa Margherita, pare per carenza di carburante o comunque per un guasto. I passeggeri sono scesi inferociti prima di ripartire alla volta del capoluogo con inevitabile ritardo che si ripercuote sul lavoro. Già viene lamentato che le nuove corse sono più lente rispetto alla gestione ACTV, attenendosi sempre al limite di velocità lungo la Romea. C'è chi arriva a Piazzale Roma anche in 1 ora e 40 minuti, a fronte dell'ora e 10 minuti impiegata fino a sabato scorso. Ulteriori disagi vengono lamentati a Marghera dagli operai che fruiscono del servizio navetta, ovvero la nuova linea 87 verso la zona industriale. Arriva Veneto corre ai ripari e sta mettendo in strada alcuni mezzi aggiuntivi, specie per ovviare al rischio di affollamento nelle prime ore del mattino e nella fascia pre-serale. Intanto stamane è saltato l'incontro che avrebbe dovuto tenersi al municipio di Chioggia tra i vertici della società italo-tedesca, l'assessore Daniele Stecco e Paolo Gabbi della città metropolitana, per l'assenza di quest'ultimo. L'ente di secondo livello, il quale ha appaltato il servizio dalla CTV ad Arriva Veneto, è sotto il tiro di molti che chiedono cambi di rotta e l'ascolto delle esigenze dei cittadini chioggiotti. Informazione stradale. Dalla prossima notte fino al 22 giugno, la strada 309 Romea sarà interessata da una serie di interventi di rinforzo ai ponti e ai cavalcavia, che comporteranno sensi unici alternati e regolati da semafori, divieti di sorpasso e limitazione della velocità fra i 30 e i 50 km/h, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. I lavori sono programmati dalle ore 21:30 alle 6:30 del mattino. Il primo tratto coinvolto va dal chilometro 85,700 al chilometro 91,600 non consecutivi, ovvero dal cavalcavia di Brondolo al ponte sul canale Salso, passando per il ponte sul canale Lombardo. Le operazioni dovrebbero iniziare dal cavalcavia di Brondolo. Si sono tenute ieri a Chioggia le tradizionali cerimonie per la ricorrenza dei santi patroni, Felice e Fortunato. Al mattino, prima la messa del capitolo, poi quelle delle unità pastorali del centro storico, mentre nel pomeriggio ha avuto luogo il corteo con le statue dei santi, uscite dalla chiesa di Sant'Andrea alle ore 18, per virare verso Vigo e di qui lungo il corso del popolo fino al Duomo, dove alle ore 19 il vescovo Adriano Tessarollo ha celebrato la messa pontificale, ordinando diacono Cesare Bellemo. Alla processione, come pure alla parata per la festa della Repubblica il 2 giugno scorso, era assente il massimo rappresentante dei Vigili del Fuoco, in quanto è ancora vacante l'ufficio del capo distaccamento. Il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Sono terminate le lezioni dell'anno scolastico per la Penny Weirton, l'istituto fondato dallo scrittore Eraldo Affinati e che anche a Chioggia ha trovato sede, essendo ospitato 4 mattine e un pomeriggio ogni settimana negli spazi della Caritas e 4 pomeriggi dai padri Cavanis. L'iniziativa, presentata a Palazzo Grassi lo scorso novembre, ha contribuito a insegnare la lingua italiana a 65 stranieri presenti nel territorio clodiense, a fronte di 91 iscrizioni. Circa 50 gli studenti assidui, per complessive 1150 ore di lezione da ottobre fino all'8 giugno. Al lavoro si sono prestati 22 volontari e 5 studentesse liceali, 3 scout e una stagista, che hanno donato il proprio tempo e la propria disponibilità. Gli allievi provengono da ogni parte del mondo, dalla Somalia all'Eritrea, dall'Est Europa al Sud America, dal Senegal alla Costa d'Avorio e alla Nigeria. L'intuizione decisiva alla buona riuscita dei corsi, dice la professoressa Anna Pambianchi, che ha contribuito ad animarli, sta nella relazione 1 a 1 tra chi insegna e chi impara, creando così un rapporto fiduciario nell'incontro individuale, con sistemi personalizzati a seconda delle esigenze e del grado di apprendimento di ciascuno. La progressione nella lingua italiana è un fattore decisivo per l'integrazione degli stranieri e il loro percorso lavorativo. Cosa ci consigli oggi? Oggi abbiamo queste bellissime sempi fresche da nasta, che abbiamo
Quindi sono prodotti locali, tutti i giochi freschi. Quanto vengono oggi? Oggi a 14 euro. Dai, un chilo che andiamo via, li facciamo subito, dai. Tornano a Chioggia gli acquerelli in libertà. Sabato 16 giugno la seconda edizione del concorso organizzato dall'associazione Kashmir e dal Circolo Veneto, che riporterà in città appassionati artisti e amanti della pittura per cimentarsi nel contest dedicato al Palio della Marcigliana in corso nel weekend, sotto il tema Clodia 1381, arti, mestieri e monumenti. Il concorso non ha limiti di età, sesso, nazionalità e iscrizione gratuita. Le registrazioni avverranno sabato stesso dalle ore 10 alle 12 in Campo Marconi di fronte al Museo Civico. Le opere saranno esposte dalle ore 17 del 16 giugno in sala Consigliare, con premi in denaro per i primi 3 classificati. Gli acquerelli rimarranno visitabili per tutta la stagione estiva all'ufficio turistico Yacht in lungomare a Sottomarina e potranno essere messi a disposizione di iniziative di beneficenza. Lo scopo della manifestazione è anche promozionale, come ricorda Beniamino Boscolo del Circolo Veneto. L'idea è vedere decine di artisti all'opera nel centro storico, mentre dipingono nelle rive e nelle calli, o sopra i ponti come accadeva più spesso un tempo. Il tessuto cittadino è una naturale cornice per chi fa arte. Penso agli specchi d'acqua, alle barche tradizionali, alle chiese e appunto all'allestimento medievale della Marcigliana. Questo premio può diventare un ottimo veicolo turistico oltre che culturale. Amici di Network Azzurra, buongiorno e buon martedì. Dunque, estate in ritirata almeno per i prossimi 2 o 3 giorni. Perché? Perché l'avanzamento da ovest di una saccatura profonda collegata a un minimo depressionario porterà un nuovo stop a questa estate, ancora per dire non ancora cominciata. Dunque l'alta pressione in ritirata verso sud, al suo posto masse di aria più umide e fresche in arrivo dal comparto atlantico. Questo vuol dire che in Veneto, quasi tutto il Veneto e anche buona parte delle coste saranno interessate tra oggi e domani da questo primo impulso fresco, che sarà caratterizzato dunque da acquazzoni temporali e soprattutto anche da un discreto abbassamento delle temperature a fine giornata, anche nell'ordine di 4-6 gradi. Il tutto sarà accompagnato ovviamente anche da un rinforzo della ventilazione da sud-ovest e poi anche da est. Questo, attenzione, perché con una grande quantità di energia presente nel campo, viste le temperature di ieri e l'alta umidità, potrà scatenare qua e là, più nel Trevisano, nel Vicentino e nella parte pedemontana, grossi temporali con annessi nubifragi e grandinate, e oltre che naturalmente a forti colpi di vento. Quindi una situazione che si ribalta ulteriormente e che probabilmente farà capo fino a venerdì, dopodiché sembra che l'alta pressione azzurriana tenti un primo approccio al nostro territorio, garantendo di fatto un'estate più normale e più consona al periodo. Quindi per ciò che riguarda oggi, una giornata in via di peggioramento già dalle prime ore del mattino, ma che sarà molto più dinamica e instabile nelle ore pomeridiane. Attenzione quindi a tutti chi va per mare e chi va in spiaggia, perché i temporali potrebbero essere anche molto forti. Ciao a tutti e buona giornata.